Al piano terra il vetro va in forno dopo essere stato decorato. Al piano di sotto l'argilla prende forma prima della cottura finale. È il menage mattutino di Lucio Fanti e Silvia Concas che nel loro laboratorio di Serramanna lavorano il vetro e la ceramica, due artigiani particolari perché hanno scelto ambiti e tecniche singolari per ritagliarsi un lavoro che ha come prima ricchezza le loro mani e la loro fantasia, poi la voglia di sperimentare tecniche tanto antiche quanto inconsuete in Sardegna. Entrano in forno color argilla, ne escono fuori di un nero intenso e lucido. Queste ceramiche non sono dipinte ma lavorate con la tecnica a bucchero di cui gli Etruschi erano maestri ma della quale anche in Sardegna se ne trova traccia in epoca nuragica. Così sopravvive oggi l'artigianato, spostando le lancette della storia indietro nel tempo per offrire al mercato prodotti nuovi ma antichi, tecniche inimitabili e forme moderne. Ora sto realizzando la testa della pecora. Questa è una pecora che mi sono ispirato alla pecora nera di Arbus. Ho creato questa linea di questa pecora seduta. Mi sono ispirato appunto a delle foto che ho visto e ora sto realizzando la testa. Adesso diciamo monto gli occhi. Si mette sempre un po' di barbottina, che è il collante della ceramica. Ecco qua, la faccia è stata realizzata. Ora attacchiamo al corpo, sempre la barbottina. Ecco qua, mettiamo la testa, pressiamo bene in modo che si incolli. E praticamente abbiamo realizzato È pronta. la nostra pecorella. Di fronte ai nostri occhi nasce una di queste piccole pecore nere. Lucio trae spunto dalle foto, elabora le forme e poi cuoce tutto a bucchero come ci spiega. Questa tecnica a bucchero è una tecnica che praticamente deve essere... l'oggetto va messo dentro un contenitore dove si mettono dei pezzettini di legno e poi si manda in cottura. Questi pezzettini di legno non bruciano, ma diventano carbone, fanno del fumo, bruciano l'ossigeno e rende gli oggetti completamente neri. Pertanto diciamo la colorazione della pecora è un colore naturale. Silvio e Lucio hanno deciso tanti anni fa di fare un passo importante. Vendevano e continuano a vendere oggi attrezzature per artigiani e artisti, ma il richiamo dell'arte e dell'artigianato era troppo forte e allora si sono chiesti perché non creare noi stessi lavorando materiale inconsueto con tecniche quasi dimenticate. Silvia ha iniziato a lavorare il vetro, anche in questo caso un tipo di artigianato non comune in Sardegna. Sto preparando un inserto in vetrofusione per un letto in ferro battuto. Cosa succede? Lei sta preparando la decorazione? In pratica io preparo delle parti che poi andranno inserite, le parti in vetro qua, e che vanno inserite poi in questo letto. Devo preparare questo lavoro così con un vetro particolare, che è un vetro di Murano, avorio, che ha diciamo una parte coprente, poi la parte superiore lo metteremo in un vetro trasparente. Il prodotto finito è questo accanto, diciamo? Cioè diciamo sì, questo è un pronto, semifinito, pronto ad andare in forno, che poi otterremo questo lavoro. Ecco, va in forno questo vetro dopo questa preparazione perché? Perché deve diventare un unico pezzo, diciamo. Un unico pezzo deve unirsi, deve inglobare tutto il lavoro che io metterò all'interno dei due vetri, e poi per poter essere inserito in questo letto. Tra le mani di Lucio e Silvia rinasce anche la tradizione, come quella del cavallino di ceramica che in passato svettava sui tetti dei paesi del Medio Campidano. Un oggetto apotropaico che veniva messo nei tetti delle case. Questa è una casa di Serramanna che aveva ancora i cavallini. Questa è una foto che aveva fatto l'architetto Vico Mossa
e l'ha messo appunto nei suoi libri e ce lo ricorda lui appunto nei suoi libri. E voi l'avete riprodotto questo pezzo di... Riprodotto fedelmente col cavallino che anticamente era fatto dai vasai, praticamente facevano tipo una mariga e poi praticamente veniva messo, venivano montati i piedi, veniva montato il collo, completamente sempre lavorati al tornio. Poi veniva fatto l'omino, sempre con simbolo del Sarrimara. E noi non li facciamo al tornio, li facciamo completamente a mano tutti questi oggetti per dare ancora più, come dire, più spirito di sardità all'oggetto, ecco, prodotto completamente fatto a mano. Il cavallino poi logicamente viene montato completamente, viene poi fatto asciugare e poi viene cotto.